Siamo col sindaco di Soave, Gaetano Tebaldi, che salutiamo, signor sindaco. Buongiorno e benvenuti. Parliamo di Soave e diciamo una bandiera arancione del club turistico italiano, ma ricordiamo anche le verdi colline dei vigneti del Soave classico. Soave ha sposato, diciamo, nel tempo quella che è una sua grande vocazione, grazie anche a quello che i nostri avi ci hanno lasciato, quindi un territorio importante con tante ricchezze, con tanta storia, con tanta cultura, e proprio il riconoscimento della bandiera arancione conferma tutto questo. Soave apre le sue mura, apre le sue braccia a quello che è un settore importante e strategico, che è proprio il settore turistico. La vostra presenza, sindaco, e la vostra partecipazione nell'ambito di questo prestigioso progetto GAL, che peraltro viene sottotitolato La Vecia Via della Lana, come la identifichiamo? Mi permetto subito di dire che con il GAL lo possiamo definire che è stato da subito un grande amore. Il Comune di Soave è socio del GAL dal 2008 e da quando è entrato a far parte di questa associazione, di questo ente, ha subito instaurato un rapporto importante di fattiva collaborazione, raggiungendo degli obiettivi importanti su progetti che comunque Soave aveva. E ha, come dire, beneficiato molto della presenza del GAL e ne ha beneficiato e ha creduto a tal punto per essere oggi sede del GAL. Il GAL è presente proprio nel Comune di Soave, presso il municipio. Ci aiuta a capire di preciso che cosa c'è dietro questa denominazione, la Vecia Via della Lana? Vecia Via della Lana. Vorrei spiegarlo subito velocemente. Quando ci è stato presentato questo progetto, avevamo capito subito che era un'azione vincente. Vincente perché? Perché portava in dote due grandi novità. La prima era che ha visto la condivisione di 8 amministrazioni, cosa unica e rara, diciamo, nell'est veronese. Ma le amministrazioni hanno capito l'importanza di guardare verso il territorio. E il territorio adesso viene condiviso a 360 gradi, soprattutto con la discontinuità territoriale. Passiamo in pochi chilometri da una situazione di pianura a una situazione di collina a una situazione di montagna, con tutti quelli che sono le caratteristiche e i pregi di una di queste aree. Vecia Via della Lana perché? Perché si va a ricostruire, si va a pensare quello che per molto tempo è stata sostanzialmente l'unica via di comunicazione che c'era tra la montagna alla pianura, e con i servizi che in mezzo c'erano. Quindi c'erano i laboratori, appunto, che lavoravano la lana, o semplicemente i greggi che erano presenti in pianura a un certo punto dovevano transumare verso la collina o verso la montagna in cerca di nuovi spazi, di nuove aree per poter pascolare, per poter mangiare l'erba. Entriamo meglio nel dettaglio nel progetto di recupero che vi ha riguardato, un vero e proprio sentiero che si snoda su quella che è chiamata ormai la dorsale dei Monti Lessini. Noi abbiamo un importante percorso, quello della Vecia Via della Lana sul nostro territorio. Parliamo di più di 4 chilometri e l'abbiamo resa fruibile e quindi è inserita all'interno di quello che è il cuore del Soave classico, dove si possono ammirare chiaramente e vedere e gustare per certi aspetti quello che è un paesaggio unico ed irripetibile, fatto di vigneti, fatto di ciliegi, fatto di porzioni di bosco e tutto quasi sostanzialmente in una situazione pianeggiante. Quindi un vero e proprio percorso turistico, quel turismo che è giusto richiamare, che deve diventare anche un core business per questa e per tante altre zone. Soave ha la sua fortuna di essere, diciamo, paese più a sud e che in modo naturale può diventare l'inizio come l'arrivo di questo percorso. È chiaro che aver messo in rete, aver messo in comunicazione così tante comunità, così tante esperienze, perché come dicevo prima, ogni ambito ha delle sue peculiarità.
quindi troviamo dei prodotti enogastronomici importanti, troviamo delle aziende di trasformazione importanti per i prodotti, troviamo un paesaggio e un ambiente che cambia in modo radicale facendo poca strada. Questo deve essere il motore di attrazione ed è rivolto soprattutto al turista, un turista che ama l'ambiente, un turista che ama vivere con poca frenesia, un turista che ama gustare quelli che sono i prodotti che arrivano direttamente dalla terra, perché abbiamo la fortuna di produrre prodotti di eccellenza assoluta. Noi ringraziamo il sindaco del comune di Soave, Gaetano Tebaldi, è stato un piacere intervistarla. Piacere mio e grazie e buon lavoro.